La storia come organismo vivo. Emanuele Franz, saggista, filosofo, poeta italiano, classe 1981, fondatore della casa editrice Auxilia. Franz, attraverso queste pagine, presenta una innovativa teoria della storia, con conseguenze filosofiche dai risvolti molto interessanti. Una fra queste anche parla di futuro, sia in grado di modificare appunto il passato. Vista l'originalità dello studio, già noti studiosi italiani ed esteri si sono interessati al libro, fra cui Noam Chomsky, Massimo Cacciari, Marcello Veneziani, Alessandro Barbero e altri. Ed Emanuele Franz è proprio in collegamento telefonico con noi. Ben trovato, Emanuele. Grazie. La storia come organismo vivente. Perché questa scelta? È una visione un po' nuova sul tempo che generalmente a scuola ci insegnano che partiamo da un passato più semplice e si va verso un progresso più complesso. È un'immagine un po' stereotipizzata. Io sono molti anni che mi occupo di filosofia, ho scritto diversi libri anche sull'origine della vita e effettivamente va un po' sfatata questa immagine un po' scolastica, perché la questione sul tempo è un po' più complessa. E la storia anche ha dei risvolti più ramificati. Ecco, ci sono civiltà per esempio che poi scompaiono all'improvviso per ricomparire, tecnologie che vanno meno per poi ritornare nel futuro, quindi l'idea del tempo così semplice che è lineare, insomma, è un'idea che bisogna cercare di superare, ecco. Quindi dobbiamo scordarci, leggendo il tuo libro, la consueta timeline. Ecco, sì. Poi ci sono state ovviamente nella filosofia molte altre proposte, che il tempo ciclico, che tutto ritorna. Ecco, diciamo che la mia visione che ho proposto in questo libro, La storia come organismo vivente, e già il titolo racchiude in sé il concetto, è che bisogna smettere di vedere il tempo sia come una linea che come un cerchio. Io ho immaginato che la storia sia un organismo vivente. Cosa vuol dire? Che studiando la storia approfonditamente mi sono accorto che in certe epoche, come non so, nei babilonesi, nei greci, nei romani, sono così contraddistinte da fattispecie così particolari che sembra che si possa parlare di vere e proprie facoltà che sorgono in un'epoca ben precisa. Facciamo un esempio, nei greci nasce l'idea della ragione, cioè di dimostrare qualcosa, e quest'idea non c'è nei babilonesi. Nei romani invece sorge il concetto di volontà, che è quell'idea del principio di individuazione dell'individuo che deve espandersi, cosa che è assente invece nei greci, perché in greco antico non c'è nemmeno la parola volontà. Quindi cosa succede? Succede secondo me che delle epoche storiche formano quasi degli organi di un organismo più vasto, che è il tempo universale, che è un organismo vivente nella mia teoria. E quindi è una specie di corpo umano che si compone dei vari organi. Ogni organo rappresenta una fase storica, così come l'abbiamo conosciuta dai libri di storia. Certamente questa immagine del corpo umano è una metafora, perché bisogna usare delle metafore per cercare di trasmettere dei concetti filosofici che, insomma, in una luce più profonda sono anche complessi, però con le metafore si riesce un attimino a visualizzare. È come quando, per esempio, arriva la primavera, tutti i fiori sentono questo arrivo del sole, sbocciano contemporaneamente quando arriva la primavera. Ecco, eppure non c'è nessun fiore che va a portare la posta a un altro fiore dicendogli «Ehi, guarda che sta arrivando la primavera». In quel caso c'è come una sincronicità in cui tutti i fiori sbocciano perché sentono l'arrivo del sole. Così io ho immaginato che nella storia quello che accade in un'epoca ben precisa, prendiamo per esempio il Rinascimento, sembra che sia tutto coerente con questa epoca, cioè l'uomo scopre la prospettiva, se stesso come il centro del mondo, e proprio in quel periodo Cristoforo Colombo ha questa idea di abbracciare l'intero mondo, un uomo che abbraccia l'intero mondo, e questo è accaduto in quest'epoca ben precisa e non in un'altra. Come mai? Nella mia teoria è perché ci troviamo di fronte a un organo ben preciso che fa parte di un organismo vivente più complesso, più grande, che sta maturando e che non ha finito di completarsi. Infatti io immagino che manchino ancora 2 epoche a venire. E per esempio il periodo attuale con che organo lo potresti rappresentare? Allora, il periodo attuale io, almeno nella metafora che ho immaginato, l'ho visto nell'apparato digerente, perché è legato più all'interiorità. L'uomo, diciamo, dopo la rivoluzione francese
con il Novecento ha un po' perso la nozione di soggetto individuale, di individuo. Oggi viviamo in una società multiculturale, abbiamo più idee della nostra appartenenza, quindi si sta un po' scomponendo nelle sue parti, come fa appunto l'apparato digerente, che scompone e riassembla. E provando invece a rivolgersi a una ipotetica sfera di cristallo, che cosa manca ancora? Che organo manca per comporre questo corpo e che potremo appunto trovare in un periodo futuro? Io ho visto nei babilonesi che prendono coscienza di se stessi, quindi si può immaginare appunto che sia il corpo di questo organismo, dopodiché la ragione, con i greci ovviamente rappresenta il sistema nervoso e così via, l'illuminismo, il cuore, col Rinascimento, i polmoni. Noi adesso ci troviamo nell'apparato digerente, mancherebbe il sistema endocrino, cioè i reni, la gola, cioè il sistema che regola tutte le altre componenti. Grazie davvero a Emanuele Franz che ci ha svelato la storia come organismo vivente, il suo ultimo volume. Noi ci fermiamo per un brano musicale e poi di nuovo assieme con Rotocalco Incontri.